ottobre del 2004 un consigliere comunale di Cantù è stato colpito da un ictus durante una seduta del Consiglio. Trasportato al pronto soccorso cittadino in stato di incoscienza, l'uomo è stato subito sottoposto ad una TAC che confermava l'ictus. I medici del pronto soccorso allora hanno chiamato i reparti di rianimazione degli ospedali più vicini, ma tra Como, Varese e Lecco nessuno aveva un posto letto disponibile. Conclusosi allora il Consiglio Comunale, racconta Angela Tremonti, sorella di Giulio il Ministro, e prima di andare a casa andai al pronto soccorso per manifestare la mia solidarietà alla moglie del consigliere. La donna, forse conoscendo la mia militanza passata nella Croce Rossa, mi chiese aiuto. Ho lavorato in un pronto soccorso e un po' conosco la trafila. Tremavo dentro, mi rifiutavo di dover usare il mio cognome, di dover dire sono la sorella di Tremonti, il Ministro, e non l'ho mai fatto. Ma di fronte ad un caso di vita o di morte ho preferito chiedere appunto l'aiuto. Parlando con la rianimazione di Lecco, chiedo di parlare col medico di guardia, dico che sono Angela Tremonti, la sorella del Ministro, dichiaro che si tratta di un amico di famiglia che è gravissimo. Il medico si dice all'oscuro del posto negato in precedenza agli addetti del pronto soccorso di Cantù e dice che forse alla chiamata aveva risposto un infermiere e che il posto adesso c'è. Raccontata al Corriere della Sera da Angela Tremonti, costretta ad usare la stretta parentela con il Ministro dell'Economia per ottenere un posto letto per un amico che è stato colpito da un ictus, è stato rifiutato da 3 ospedali lombardi e all'indomani è morto. Con Lazaretti e Lazzariati di Nino Migneni, l'associazione culturale teatrale Georgios mette in luce in retroscena, in chiave comica, dell'odierna situazione della sanità e degli ospedali italiani che giorno dopo giorno si alternano nei palinsesti dei TG nazionali. Il cittadino ha perso la fiducia nella sanità pubblica, un'istituzione che dovrebbe avere a cuore il nostro diritto alla salute. Quando si aprirà questo sipario, vedrete ritmi serrati che mescolano gli attori in una corsa frenetica tra risate e muti silenzi, fino a lasciare spazio a riflessione, rimorso e sgomento. Uno spaccato di vita che rimane sempre attuale, denunciando non solo la sanità locale e nazionale, ma un modo di pensare che sembra essersi ormai radicato nelle persone abbandonate a se stesse, cioè quello della cattiva gestione della sanità pubblica. Stasera parliamo di mala sanità. Grazie a tutti per essere intervenuti, speriamo di regalarvi un sorriso e perché no una riflessione. Grazie a tutti ancora. E capite, una motosega metteteci una boccicetta di olio che ben punta la lama. Scusate, vi volete svegliare? Oh! E a capitare sto per notte! Vi volete svegliare? Amore mio, mi ami, ma quanto mi ami, che mi pensi? Picco, ma la male, pensa, io sogno maritato e poi ho i suoi gusti. E ora che fu? Così giù. Sogno l'ha portato a Casabianca. Tanto piacere, è un sogno da Matteo, ma che volete di mia? Mi mannare un capo, pasui. Pasolina. Appuntavo, vivi caseo dall'ospedale e non avevo carne di maiali. Andate in una macelleria che c'è gioca fuori che capi 400 dallo trovati. Ma che capisco? Vieni qua, pasui, per l'influenza va. Che un certificato un vaccino come dottore. Ma scusate, appuntato, che non l'avevi caputo, ora ci faccio subito. Muoviamoli. Matteo che fa? Vero, cosa sta bucando sto ferito? Vegno, ho preso ospedale, appuntato, vai, aiuto, il puttana sto ferito. Che bella coppia. Non è una gioia fare. Ma perché scusate, la nostra infermiera non c'è? No, sta facendo sciopero. Iddu ed il nautico sindacato.
Quando sciopera io, travaglio io. Quando sciopero io, travaglio io. Giuni, a posto siamo. Sorella, vieni qua che c'è un ferito. Amore, va. Mo. Santo cielo, qui dentro si corre dalla mattina alla sera. Non fare il buio da mia dalla destra, mi sciarcarono! Sorella Assunta, mi dassi chiavi dell'armadio! Fuori chiavi, prendi tutto l'occorrente per addormentare la parte. Sorella, mi dassi una uglia nuova! C'è più innovazione, bisogna bollire quella che c'è. È spuntata, che faccio? Ci togli una bella allemata! Ma che cosa vuoi da me? Non bisogna arrangiarsi. Ma non avevi gli occhi del regalo? State muto papà! Chi ti studia una cura e io moro! Ma che cosa ci posso fare io? Rivolgetevi all'amministrazione. Oh sorella! Se sapete? Ci dici a chi dell'ambulanza mi passiamo da mamma e chia! Ah, così può pagare, non cattare un pacco di cirilli! A caso, ne suoi! Che ci state facendo a me padre? Stia tranquillo, è un anestetico per addormentare la gamba. Senti, scusassi, se si sta di spolato, per favore. Che se non capi male a sto signore ci sparare. Stavo per scoprire l'America dopo e dopo! Calmate papà! E che facevi? Non vedete come è combinato? C'è certo quello, e siccome un sogno una puntata di carabinieri, pare di capire che a sto signore ci spararono. No. E quindi vorrei a fare qualche domanda se non vi dispiace, per balanziamo. No, non mi dispiace. Si chiama Cirino Rampone, residente a Monforte San Giorgio, in via Vittorio Emanuele III, numero 16. Emanuele Terzo, Numero 16. sì. E lei qui è? Io non so più. Generalità, per favore. Mi chiamo Giacomino Rampone. Di professione sogno un giorno disoccupato e stai a casa come va. In via? Scusa, ma se ci dici stai a casa come va? L'indirizzo è lo stesso. Senza fare filosofia. Interrogate lei e se spicciasse a rispondere. Manco fosse a scuola. E va bene, via Vittorio Emanuele III, numero 16. Località? Sabano. Mago, se disse che stava con vostro padre, avesse essere in Monforte San Giorgio. Ah, ho visto che ci ha rovato pure voi. E che fa per lo spiritoso? Voglio sentire da bocca con che sta. E se ricordarsi che io sono un pubblico funzionario e funziono a modo mio. E posso attaccare quando e come vuoi. Capito? E va bene, Monforte San Giorgio. Io trovavo da Onne Mariano va bene. Quando a un certo punto senti due coppa di pistola. Incinta strada e vita mi pare stinnicchiato in terra. Buono, stinnicchiato.
Ma sei ancora vivo? Ancora mi picca. Si carrozzinato. Dimmi chiaro, era terra zangoliato. E lei chi bitti? E ti ha due delinquenti scappavano con una vespa. E riconoscivo? No, Ma chi volevano rapinare a suo pace? no, si volevano portare a mangiare. Certo volevano rapinare, ma siccome non c'era il cielo ci sparano da una gamba. Ora interroga a suo pace, va? Chi è meglio? Signor Cirino, lei chi ha? Iasu, sì, era di massa. Ma che faccio come malato spirito sopporto? Chi c'ha dire appuntato, che mi sciancaro. Voglio dire, lei chi bitti? Chi vedi? Chi stai vedendo? Perché? Perché carinza? Stai vedendo cose che di quando mi spararono fuori. Allora vai appuntato. Piuttosto non vi sediate. Andate a chiamare un mezzo di guardia. Se no che va a finire che fuori mi spararono e carinza muore. Appuntato, oh, non lo faccia stancare, poverino. Poverino, sì! Vorrei vedere se Caccisarino faccio bello e ballerini brasiliani con un samuderino su mano un piedi. Mi sei piaciuto? Ma nemmeno non ci basta dolori! Non ci basta che mi sparano in chiama! Fate sentire la sua tutto che mi chiamo! Avete del rispetto. Insomma, signor Cirino, vi tentavate a stelare? No, appuntato, no. Da destra. Da destra avevano volanti. Chi è che avevano? E aveva una faccia come chiara. Uno con una cosetta e l'altro una fatta a montagna. Quindi lei ne può riconoscere, va? E lei che ti? Aveva una faccia come chiara. Però, appuntato, però, di una cosa sono più sicuro. Io se ci picchiare solo a me, e hai una chiesa lì, dovrà figliarsi lì. Signor Cirino. Sorella, per favore, mi dici sul mio metodo di guardia. Da così vai io cerco. Devo andare a casa sono tutti. Chiamo tutti che mi stanno solo guarda. Stia tranquillo, arriverà. Arriverà. Mi faccio di stannare e mi dice che arriverà. Oh già. A dove vai io cerco, vediamo se posso giocare io. Sorella, mi rimasti una curiosità. Ma come si innannoi sto canto dottori Clementi? Ha detto che andava al bar a prendersi un caffè. E non hanno messo picchiare. Direttamente in Brasile. Che su starà macinando magari. Ma quale Chirino, che mi comprarono un accenno sparato. E che fai, non mi vedi? Non mi vedi? Eh? Come chizza? È tutto tale. Ma tu che lavora a camera? No, Netti, prima di venire in casa non picchierete male, non ti preoccupare. Ma tu avete appena che giornata? Ma che giornata, che giornata! Per libertà! E che per ordini! Signora, che parla con me? E con comare allora! E Peppe che sarà uscire? Io che ci posso fare se questi delinquenti diventano ogni giorno che passa più sai di noi altri? Io ho sogno dell'idea che ci vogliono lì ginocchi di ferro! Ma perché non ci appuntate a quelli che stanno a Roma? Io sogno un semplice appuntato. E quando è che ci levate sta bomba di tagliamo a mio marito? Un dottore non è che sta facendo un intervento No, mi si picchia caffè! Creatori! e non c'è un sostituto. Certo che c'è signora, è un dottore in Monticola, è un figliuletto che si laureò a Vanteri e cominciò io a fare pratica. E allora fare un mio pratica, Si comincia da così, io auguro che pratica, ma mio marito ci può fare direttamente
polizia. Ma quando tu non mi bene questo figlio oggi, Ci sono dei pigliare decisioni rapidissime. E che facciamo? Ne mettiamo te mani di un piccirito? Signora, i dottori non nascono insegnati, ma sti ferri, se ne da salire a imparare a maniare, va! E non la vita uno che già la maniata. Questo giovane dottore Monticola è tanto bravo e religioso. Oh, capito, ma... chiamate direttamente a pace di pubblico. Sorella, per favore, cercasi lei la struttura, sta dicendo faccio. Si calmi, adesso vediamo, speriamo di trovarlo. Ma che speriamo? Sa trovare subito. Ma ne siamo un del sonno. Non poteva portare al nostro posto. Al momento gli unici dottori disponibili sono quelli del reparto maternità. Sorella! Oh, non scherziamo, vedete che mi sparano te ama! Va bene che sogno rossichetto, ma non è che sogno bene! Scusassi, ma non ci salisse il nostro reparto? Ce ne sono diversi, ma ancora sono in costruzione. Ci sono pure macchinari nuovi, imballati e sigillati. Cose dell'oscio mondo. Ma lei non dici niente. Se signor non sa che stavi già con me stai parlando. E io che ci posso dire? Niente, io non può dire niente. Ma quanto parla Pedro sto figliolo. Ma non ti insegnare la faccia tua mamma e tua padre. Appuntato, mi dispiace sta sbagliando a parlare. Certo che già insegniamo l'educazione a mio figlio, già con me. Scusassi, appuntato, ma in questa situazione, magari i santi per dire una pazienza. Ma figliolo, che cosa c'entrano adesso i santi? Giacomino, non si prende le valenti sole. Scusassi, sorella, ma pure lei, se potesse dire, accetta gente di fare lo suo mestiere. Ora lei sta sbagliando a parlare. Secondo lei parla, sai? È certo che parla, sai. Tu avete diritto di parlare. E lui oggi quale diritto avete? Io hai uno stipendio di molto di fame. Io lavoro da mattina fino a sera per affrontare gli stessi delinquenti che ci sparano a sua pace, che capivo. Appuntato, ne si calmassi. Ora mamma mi sa calmare. Ora non mi calmo. Ma io non volevo dire. Oh, lo so che tu che voleva dire lei. Noi dell'arma siamo piccoli e noi ne può sparare, se non prima, noi non ci possiamo sparare se non prima ne immagino. Io, hai a fare un servizio a mezze e muschi, a mezze e surici, a monnezza, o caldo che ne squaglia e o freddo che ne entra dall'ossa. E spatti, non una picca di riconoscenza. Ma mi facesse per davvero un favore e un piacere, non mi rompessi a divisione militare, va? Io sogno sempre dell'idea che ci vanno ligi nuovi e diversi. Sta venendo una volta te ama! Io vero, tu rompo un tale! Scusami, Gioia, non dici apposta. Ci mancava, ora non è che io apposta! Mamma, qua non è un problema di ordine o di leggi di ferro, è un problema di riforma, da chi la sanitaria a chi la giustizia. E secondo lei tutte queste cose dopo chi l'avrei a fare io? No, però lei vedendo che mio padre sta subendo un'ingiustizia non sta facendo niente. Basta, signori miei, appuntato, può scrivere in tuo verbale chi manca da autori e basta. E se poi il dottore non raccomandato? Va bene, diranno, può chiamare per fare l'intervento. Ma sua mamma è più intelligente di lei. Per favore, dobbiamo stare con una vecchietta. Scusate, lei se facesse un malato e se stasse muto. E tu parla così? Mi pare che stai recitando buono, no? Basta, signori miei, calma e ragionavo. E ragionando, mi piace sa guaglioio. No, Cirino, non lo fa lasciare. A quale muore che già mi è turbando?
L'avrei a dire tutto a voci forti, che i spedali italiani non funzionano. E se funzionassero tutti questi clinici da privati, ma che ci staremo a fare qua? Io veramente chi sono alle caputa? Guarda, spiego io. La mogliere analfabeta. A clinica privata. Come a benzina. E chi c'è benzina? Certo che c'è. Perché come tu non sai, c'è la benzina normale e c'è la benzina super. Guarda, la clinica privata e l'ospedale super. Tu l'hai visto mai morire cristiani in cliniche private? No! Perché se non si spaggeria così. E ho busso di mettere a reputazione. E già non c'è più nulla. Le cliniche private accettano solo cristiani che hanno i soldi e senza tanti malati complicati. Mentre gli ospedali pubblici ci vanno i benestanti e i guariti che però hanno male vita vera. Ecco come funziona. Capisti? Giacomino, che succedeva? Un cartoccio te mamma e vai. Signori, salutiamo a tutti. Compare, che succede? Compare. Che chiamate? Al caso. Una palla vecchia mi picchia un po' solo. Scusa! Ma che fa? Che cose lui? E che fanno con queste cristiane? Avvocato, si chiamasse. Chi è me compare. Un bacio di minore. E la signora è mio moglie. Ma lei perché sta facendo tutte queste domande? Ma che ci interessa? Perché qua per Commodore è in corso un'indagine e non ci possono stare tutti questi parenti. Carinza per Commodore non può essere chi non e basta. Ma dottore! Ma che me facete? E chi ci va, giusto? Senti, non mi faccio associare. Io è da così e basta. E va bene, ha ragione lei. Rita, amonim. E spatti non potevo parlare. Ma ogni siamo. Ospedali! Che bellezza! Che bellezza! Un'unica di Natale che stiamo tardi. Compare, non vi preoccupate, che ora sistemiamo tutte cose. Sì. Tutte cose sistemiamo. Sì. Vi dissi che ha raccontato che ci vuole una picchicetta di pazienza perché i figlioli che vengono, e allora ragione, perché lei vede che mia figlia è incinta e con un dispiacere può succedere. Io capisco a lei, ma se mettesse in tema i panni pure. No, non mi metto in te suoi panni. Piuttosto, amico, con o dottore. Da ora veni, stai preparando da un'altra per le operazioni. Oh, ma così che non è Don Mario da Moresca, costruttori. Sì, vedi. Ci dobbiamo scusare se non ci prima, ci stai controllando a web. Buonamente, ma non preoccupate, ma dicimi una cosa. Scusa, non travaglia un professor Tortorello? Sì, certo, perché da quando uscì lei? Come no? È uno scritto amico mio. Che fa? Mi fanno un piacere. Mi guarda Mario e ci dici che io sogno un capo spetto con me compagni. E chi ti sono posto? Scusate tutti, ora sì che puoi chiamare il primario con tutti i bacini. Chi sta nella vita? Io intanto mi sento spottosato come con la pasta. Ora mi sediamo magari io. Ora vai un addirittura. E vediamo se è possibile non avere un medico ha detto pronto soccorso. Appuntato, mi facesse una cortesia per chi si trova. Invece di un dottore in diretto, fagli trovare l'accelerato. Basta venire anche tu. Lei cugionia, che dammi una mattinata che sembra. Guardate che bella, che mi finisce come peccato, che muore sempre lontano da ogni cispà. Qui c'è il termometro. Adesso vediamo se il signor Cirino ha la febbre. Ma dai, sa mia che ci metto io a mio marito? Dammi sto termometro che come stavano i mozzicchi sto termometro. Scusami, io non l'hai visto azzeccare il termometro. Buongiorno, cavalier Moresca. Come sta? Bene, grazie, tutto bene. E sorella, lei conosce il mio compare? Come no?
L'ho conosciuto in occasione delle scorse elezioni. Lui sosteneva l'onorevole Ciaramella. Santo. Precisamente. Di voti ne ha presi parecchi con i nostri ammalati. Lo so. Però le sedie nuove per la cappella non le ha ancora mandate come promesso. E chi ci vuole fare, sorella? Questi poveretti dei politici sono sempre troppo impegnati e si dimenticano le promesse che fanno. Certo, e però quando ci sono le elezioni, un tempo solo mi si vanno a chiedere. Cavaliere, spesso sento parlare di lei. Bene o male? Un po' bene e un po' male. Cara sorella, solo che non fa niente in sta vita non si fa morire. Mi scusi, cavaliere, che sbadata. Le posso portare un caffè? No, No, non si preoccupate, sorella. Hasta ora su più vuole tutto, dottore Clementi. E questo non lo credo assolutamente. Ma se fosse ancora lì, lo manderò immediatamente. Torno subito. Aspetti sorella che l'accompagno. Casomai dovessi incontrare il dottore, so quello che gli deve dire. Faccio Sentite, compare. Andate. Prego, cavaliere. Nasce tu dai mamma, ci vediamo quanto la sta presa. Andate. Minchioni. E chi sta raga mia? Perché hai la prima 105? A 35. Ma come vuole essere? Cirino non è che di pulizia. Cirino, signora, fece queste cose. Il primario mi disse che venne fra 10 minuti, tempo di finire l'intervento chiave di mano. Era uno. Cirino! Tutti per i pantaloni nuovi, tutti chini di sangue su, tutti si scegarono. Ma poi dici che non si dice. Siete la mente, si dice come si una grandissima deficiente. Voglio dire, io amo la zariana, vada come operare. E tu che fai? Ma pensare ai miei pantaloni scicati, che ne cattavo 100 ne cattavo pantaloni. Ma non mi fanno no. Allora. Ma lei in sta situazione ci cala? Certo che mi fa la signora! Non è abituata! Fisica! Perciò lei mangia mentre i malati sentono dolori. I malati sentono dolori! Magari per me quando sentire fame! Però volevo mangiare più tanto! E quando che non sapete, questo show che c'è, non so da quello smondo. Mie mogli mi tirano da dare e mi portano su un bello piatto di spaghetti. Sì, però a me lo potevi aspettare fin quando ci passavano a mangiare paladelle e mangiavo insieme a Inde. E allora non mi sappi spiegare, c'è sciopero pure in da cucina. E se stasera non mangiano i malati, si figurasse le infermieri. Io perché mangiare mi devo stasera? Io non lo faccio! E che me la lasciano pagare molto di pane! Ecco bicchiere prima 30 kg! Minchia, non è che siamo proprio che... Tu poi l'appetito e il resto ci posso dare locali! No, rimane lì, la mangia vita! Perché non vado la mia! Quando non arrestoi, non mi lo date, io non so ne pure e ne manco cani, e ho tutto dolaccio. Scusate tutti, ora vai sistemo questi cosi! È meglio, bravo. Cirino, ma non pensi che sbagliamo posto? E che ne sai tu? Ambulanza, caro! Chi ti dice una mia nave?
Appuntato. Scusate, l'informazione. Dici, cancelli. Ma cara, siamo pronto soccorso. Da meno, guarda che sei. Scusate, se siamo pronto soccorso, un soccorso perché non è pronto? Non mi preoccupare, Cancelino. Stai venendo ora di un direttore. E mi dici che prima mi scura, che uno sa che vuoi. Ma che? Che da solamente mi scuriò, è vero? Dio mio! Altri feriti! Adesso come facciamo? Matteo! Oh Matteo, non si vaccini che ci sono sui ospiti, Matteo! Ma Matteo qua non c'è! Matteo mangiava. No, ma parlare la mattina, non è una morte. Scusi, Signori, faccio appello alla vostra carità cristiana. Aiutatemi a prendere questi poveri feriti. Fatelo per il Signore. Guarda, con un rifino questa sta qui aiutando. Guarda che mi lo laiamo. Appuntato, camminato. No, ma ci sta mandando. Grazie. Cirino d'arriva, appuntato. oh! Lei per caso vede la leva di mia? Ma cosa di cantare c'è la struttura? Che poi manco ci posso cantare perché non c'è. Ma come si può restare solo tutto dentro ospedale? Potessi morire senza fare testamento. Oh! Oh! Buonissimi! Dottori! Bimei! Buonissimi! Le 17.860 compiegati di Caino! Oh! Chiariamo su Malone! Guarda che bella! Guarda che bella che scappano tutti! E me la sono questi che dentro! Io non ne voglio andare! Presto, appuntato. Oh caso! Oh appuntato mi fai queste cose! Sorella, une la mia mamma. Oh che stanchi. Sto facendo una doccia di sudore. Grazie, sorella! Grazie, appuntato! Prego. Prego, Ma ossia, non è l'appuntato Casa Bianca! Sì, io sogno, perché tu così? E che fa? Non mi conosci? Guarda che vedo voi! Non sono rubato quando mi attaccato! La settimana passata! Mi rubate voi che ci ho rubato parlato poi sempre il chiaretto! Sai che ha ragione? Tu sei un vetro che ha ragione, non è vero? Io sogno appuntato, io! Lei è sempre stesso! Peggio di pazza e di cuore! Peccato solo che fa un brutto mestiere! E secondo lei sarebbe io che fa un brutto mestiere? Tu sei un classico lasciato che rompe e non ci spari a nulla. E che peccato che di questi tempi si spara pure per niente. Non ti devi appuntato, vado a seccare. Tempi canciaro che era appuntato! E l'uomo non sono lo stesso! Io, per esempio, mi vergognassi a scippare a botticetta da pensione alla vecchiaretta! Mentre ti ricordi la moto! A lei! Appuntato!
vai. Non mi avete chiamare più, vai, Auso, ti fai? Che mamma da mia. Venne in casa stamattina un buacino e invece gli travagliare povero Caino. Ah, capiglia, io poi sempre. Ah, vai a portato. Io allora che ti dico? Io. Ti stamattina avevi richiuso. Mi vai a posticchiare almeno qualche soldi da pensione. Sta storia ho mai asato. Vorrei scrivere a queste due, non bisogna. Vai. E lei sempre scrive. Ah, se continua così avanti che scuola stasera, facciamo una bella enciclopedia dell'ha portato a casa piena. Per favore, silenzio ora, va. Allora, tu sei Umberto Caraciula, abitante a Monforte San Giorgio, via Principe di Piemonte numero 40, davvero? Bravo a appuntare. Lo sapevi che avete una bella memoria? E per forza, per quanto di te è attaccato un segnale con una memoria. Andiamo noi. E tu così? Io sono incensurato. Allora cosa cancia? Mi scusi, lei chi è? Mi chiamo Vittorio Venturini, detto o biondo. Abitante a Monforte San Giorgio, in via Panoramica numero 100. Dunque, signor Biunno, come mai vi trovavate nello stesso quartiere? Come siete stati feriti? Insomma, come andare fatti, va? Mi trovavo di passaggio nel quartiere Santo Antonio, quando a un certo punto vidi due persone che si sciariavano fra i. Quindi io e il signor alla giura, ignorante. Grazie. Io e il signor Calamura siamo andati a fare i due sciarrini. Quando ne pigliamo io una quantità d'acciaio e lui una vara di goccia di chiumo nella gamba. Fermi, appuntato. Come dice signor... O signor... Venturini, che farò sempre? Come dice signor Carrettini? Sentite una cosa, e chi non è che per caso riconoscisto altri due che si c'erano? Appuntato. Veramente di due fanno entrare a maravigliati, ne scappare. E poi non te lo metto che pensi, vado a sta faccia. Perciò ne riconoscisto, No, mai visto. Mi porto rapide. Con tutte le confusioni. Che peccato che dici uno non dici. E lei sempre scritto, come non si vedi? Io sono stanco di campare. Che è buono, che finì. Ora mai mi pigliai i dati con l'istituto. Sapete che vi dico? Che avete ragione. Ne facciamo pure assai. Ora vai io e ci faccio una penna di premura a sto dottore, va? Meno male. La devo fare tu rifare. Cirino, guarda quanto sta soffrendo tuo figlio. E tu sai quanto la soffre sua mamma poi quando sape? Ne può fare a me soffre mia mamma. Anzi, hai stato meglio, che non ci lascia di proprio. Questo è il ringraziamento per averti dato la vita. Non cominciamo che predichi. Lei ti fai sta sorella, che mi faccio venire. Forza. Adesso io vado. Perché non risponde con educazione, basta. Tu ho fatto a fare tu. Oh, a me mi dici queste cose. Non lo fanno per questa parità. Ma fare, cominciamo di nuovo. Se non c'è niente a cominciare, fate finire. E sulla porta di non te l'ha fatto nulla, ci penso io me lo faccio. Scusate. Calmotto, non posso capire. Se lei va a falegnami o in roba. Veramente una cosa c'è fuori. I compari.
Fino, dottore, io non posso incontrare. Compadre, non vedete cara, non si è visto, anima viva non si è visto. Propria! E mi pare che ancora passerà tutta giornata, pure io non so quanto. A voglia mi cantiamo. Cirino! Che fare con Pappaiardo? E chi può fare, Michele? Soffro, si sono inutili. Io mi passato tempo, ci voglio insegnare a parlare la lingua. Mi va bene così. Quanto è ignorante! Oh, signoruzzo! La mia che capire, la mia! Mari, non capisco. Vostro marito vuole un pappagallo. E canciare l'acqua. Ah, non sapevo che i Pappaiardi erano così specializzati. Compare, perché di vita che non capisco niente. La fine. Va bene, compare, ci penso io, ho capito, ho capito. Ho capito. Mari, vostro marito che vuole? Ah, scusate compare, ma abbiamo un fornulo. Queste cose non ti confondono. Compare, come sta? Un momento che c'è un problema. Un pappagallo è morto, cioè voglio dire, insomma, bucato, va. Guardate questo, compare. Ultima legge, insomma, come fai a impiccare il carino? Il compagnero, va. E poi No, aspetta, vai mamma, vai, leggio, però. Però sento un uomo che la degni più. Oh, lo sai che facevo? Facciamo vedere pistola, là, che ce l'ha appuntato, mi attaccava la settima volta. Andiamo, no, mi tocca, stiamo... no, ma vai uscita, vieni qui, lui non si dice rubare fuori dalla posta. Io non posso capire perché dovete gettare da terra. E che ci vuoi più? Se che non la sa, butte. E c'era bisogno. Non stare da terra. Ma così intigna. Ma non è rapinato, non ha a fare discorso. Secondo me tu vado troppo figlio. E poi c'era bisogno che mi sparano a mamma mia, handicappato. Cominciava a prendere. Comunque, ti sparai a mamma. Perché vai spiegare della Vespa? E ringrazia a Dio che si spacciava quest'uomo. Se non tu, a stura qua, non c'è. Dammi del vetro. Devi ringraziare tu. Cago di dare 12 anni. Perché se voleva? Ma tu a stura cerca. Piuttosto, speravo che 2 chiodi in mano minuto non ne regalo uscito, va? Non ne regalo uscito, sta tranquillo. Non dimenticate che ero mascarato. Ci mancava, non aveva appuntato carta bianca, che entravo voi, di essere a completo. Ah, compare, rinfrescai. Ah. Guarda, sta molto. Appena c'è per dire, ne vai sempre con te. E poi lo subito io. Compare, non mi viene Fuori, vediamo, fuori, vediamo. Ah dai, giubita vera. Vai. Mi chiede, mi sentite? Compagni, allora hai detto tu. Non sono venuti più e mi fai chiedere foto. E poi potremmo montare una bella insalata. Ah, che bello, ora mi sento vacante. Signor Cirino, stavolta ci siamo. Sta arrivando il professor dottor Tortorella, primissimo primario a Torino all'ingoiata e specialistica cardiochirurgia classificata acculturale. Non vediamoci! E che vogliono di via tutti cristiani? Buongiorno signori. Buongiorno, professore. Non mi sei mai scuola.
professor Tortorella. Caro cavaliere, come sta? Bene, grazie. E lei? E ogni tanto il mio cuore fa dei brutti scherzi, ma per il resto va bene. Piuttosto, cosa ci fa lei qua? E purtroppo sono dovuto venire perché hanno sparato al mio compare, come può vedere, in una gamba. Faccia vedere. Vediamo. Con delicatezza! E fa un po' male. No, piano piano! Necessario. Piano! Va bene. È grave, dottore, grave. Come dire? Vediamo. Adagio! Cose da pazzi. Con questi delinquenti non si può stare mai tranquilli. E adesso come sta? E non sto vedendo! Dai, tu, dottore, dai! Come dice? Dottore, se lei non mette mani, io non mi cura! Io cazzo ci pezzi. Forza, muoio! Non si preoccupi che adesso ci penso io. Vedo che qui ci sono altri feriti. Ho permesso. dottore. Un attimo, fare lo spiritoso. Fa vedere. Niente, stai tranquillo, qui si tratta di una semplice ferita superficiale. E come stai? Così, professore, come stai? Va bene, dai. Che l'hai messo? Adesso. Togli la mano, fa vedere. Stai tranquillo. E tu come ti senti? E tu così? Piano! Come ti permetti, mi citoni di tu o professore? Che andate a scuola assieme! Matteo, calmati che non è niente. E allora, qui dobbiamo operare immediatamente. Prepara il paziente per l'intervento. Sì, signori, già fece già iniezioni. E benissimo, allora possiamo portarlo in casa. Professori, non è possibile. Stanno operando un malato terminale. Che culo che hai? Vuoi che vuole? Non voglio vedere più, va bene? Vuoi che vuole? Ok, ma chi vuole? E a questo punto, caro signore, non posso fare altro che operarla. Matteo, prepara il paziente per l'intervento. Subito, professore! La Monica ci può fare. Allora, signore, scusatemi, dovreste andare tutti via perché io qui devo operare. Va bene, professore, mi raccomando a mio marito, eh? Ciao Cirino, Ciao. Grazie, professore. Prego. Arrivederci. Arrivederci. E speriamo che il Signore mi faccia grazia. Non si preoccupi, signora, che me ne occuperò personalmente. Professore, ma noi cazzo. Ah già, dovete andare via anche voi. Accomodatevi in sala d'aspetto e fra un po' sarà anche il vostro turno. Sì, noi ballando magari. Lei effettivamente ha ragione, non può camminare. Matteo, ci sono delle stampelle? Subito, professore! Dalle al signore. Lei ce la fa ad andare via da solo? Vuole essere accompagnato? no. C'è bisogno? No. Benissimo. Ci vediamo più tardi. Piano, dai. Forza. Che non è niente, è una sciocchezza. Matteo, dai con l'ossigeno. Forza, che dobbiamo iniziare questo benedetto intervento. Forza. Allora, hai finito? Professore, è tutto pronto per lei? Già si picchia un coniglio. Pronto per essere infornato. Tranquillo, vedrà che non sentirà nulla. Matteo le ha fatto male. Sedi, quindi non sentirà alcun dolore. Vedrà, ancora devo iniziare. Sì, ma che sta facendo? Devo tagliare, devo praticamente togliere il proiettile. Ma non mi soppiassi, eh? No, ci manca più. Vedessi che sogno padri! Io stai diventando magari nonno. Mi raccomando! No, perché mi stai convincendo che questo non è l'ospedale, un cinema pare. Andiamo stamattina, C'è l'anestetico, non sentirà nulla. Vuol vedere? Guarda. Cosa mi sta tagliando la carne mia!
fatto? Hai fatto l'anestetico nella gamba buona. Non lo vedi dove è il sangue? Li vedi i fuochi dei proiettili, sì o no? Professore, ma scusate, ma io non feci apposta, si può incavalcare la usaiamba? Tu mi vuoi rovinare? È giusto, capita, con il compare di un mio grandissimo amico. Ma che figura ci facciamo? Chiama subito suora Assunta. Subito, professore! Sorella Assunta, vieni seccata, pollo, professore! Subito! È un macellaio! Dica, professore! Ma che dica suora Assunta? Matteo ha anestetizzato una gamba buona. Ha visto quello che ha combinato? Ha visto? Professore, la si mastica, poi si senti male. Ora un polizio io ci faccio un'altra iniezione, però stavo dando la gamba giusta. Ah, e poi dovremo aspettare che l'anestetico faccia il suo corso. E mi pare che questo poverino abbia aspettato abbastanza. E allora, suora Assunta, porti via il signore e pensiamo a uno degli altri. Professore, vedo che si è liberata la sala operatoria. Benissimo, allora andiamo ad operare degli altri. Mi scusi. Prego. Si lontani male, si ricaiccia! Non si ricristiani, no? Cirino, Cirino, che ti dice? Chi mi ha una fame, chi mi ha una fame! Mi dà già la carne viva, mi dà già! Che pazienza, Cirino, pazienza, mamma, che sta suonando tutto. Non che pazienza! Io lo sapevo che mi veniva come un peccaccio! Guarda come guarda! Come un santo asino mi combinavo! Disgraziati! Ti muori! Avanti, signor Cirino, ma si girassi. Dammi una mazzicassi giusta, è una granata di mazzicare! Avanti, forza, si mettesse in posa. Cirino. Ma chi mi fa la fotografia? Avanti, forza. Iniezione di anima! Fai canta e ama! Non tu! Grazie! Adesso! E io non ti dimentico. Io muoro prima! Cirino, come ti senti? Mi sento su voce, mi sollevo una vecchicetta. Finalmente a Roma turno. Ora piglio l'autorizzazione e finalmente mi posso fare. A proposito, don Cirino, come andiamo? Vuoi visto che bello primario? Come no, ho visto. Come se lo sentiva, cara. Appuntate, chi c'è? Chi c'è? Chi mi batto tutta mia voi? Chi c'è che mi sbagliano tagliando, cara? Ho pensato, mi dessi una mano da osservare il mio merito, non ce la faccio, pesante. Pazienza, ci vuole. A legge, non c'è una legge da vita freddo, non c'è. Ora mi sento meglio. Ora si E ora chi è sto che non fa fatto di sangue, don Cirino? Don Cirino parla. che sa giocare? Non metti. Su potevi iniziare più ubriacone del brusso da Don Cirino, capisci che sti spedali sono come macellerie. Ma chi sono non è di sala operatoria. Don Cirino parla. Cirino, che combinasti, guarda chi è ora il tuo dentro? ci mancava tu stai come mai visto? Don Cirino, parla che è meglio per lei. Io non so niente, ha puntato. Ma che? E allora mi dispiace, ma lei ha denunciato. Mi si confessasse che è meglio per lei. Va bene. Confesso. Confesso. Fu io che mi mangiai a mozione un gravetto rosto da notte Natale.
non ci puoi altro. Ma Don Cirino, non scherzate! Vedete che in questo caso c'è l'arresto immediato, Don Cirino! Ma puttana, io non sai più niente! Ma credimi! Don Cirino, sa mentite da così? Ora chiamo Umani e ci faccio dare l'arresto domiciliare! Ma che sta scherzando? Dietro che non scherziamo che quasi serio, Don Cirino! Ma che mi pare che sogno babbo io! Tutte cose capì! Vostra moglie che mi spaventa e questo qui che ci dà sto navole da mani vostro figlio era d'accordo e comunque mi disto a me ben inventato a storia da vostra cacà si tratta sicuramente di una questione di gonna io ora faccio finta che non sapete niente, davvero Giuro, puntato, io guardo mio marito mai ci da fatto! Signora, non giura! Sentitemi, scoglioni! Appunto! Ma che fa, va via! Intanto vi dissi io con la nonna. Se non lo assumo a peggio, io sono adesso che ti sono! No, mi avete a vedere che fantasia! Chi sto poteva fare, film poteva fare! Ma puntato, ma che fa, nonni? Ora, faccio a vedere io che tu mi capisci! Appuntate, lei non dorme! Lei runfa! Ma puntato, ma che devi dire i delinquenti? Ma io che mi un per pigliare per culo a me! Ma chi è questa confusione? Che succede, compare? Oh, niente, compare, che mi succede? Io ho puntato, mi pigliavo prima per cornuto, e poi vedete me. Compare, se mi date la mano quanto bisogna, quanto per riuniamo, mi voglio fare pigliare uno e pagare. Così tu picca Cicino e loro! Come spiegare che dove succede io? Ora Boschi! O signor Cirino, aveva sto godello sotto lavoro. E sono mogli, aveva sta bella pistola da buzza. Ora, o marito aveva sparato. E la moglie che mano tagliata. E peggio... Peggio? Ma come? Dico, peggio è tanto chiaro. E ti dicono che non sanno niente. Ah, sì. Allora, se lei è tutto chiaro, scrivissi che poi per causa se ne parla. Già, ci mancava il sapere come di Chito. Ma noi Sherlock Holmes. Certo che hai ragione, Don Cirino, perché l'armi sono qua. E i figli sono da Luca. Ah, e non ci avrà dottor House. Sta dicendo male di fissarini, sì di paci. Sì, tutti i matti, Cainza! Cammani! Lasciatemi, mi devo aiutare questo marito! Lasciatemi! Mi devo aiutare, va bene? Fuori mi sparare! Fuori mi sparare! Quindi capi che essere curato non solo mi tagliare a cagneriva, no! Infatti mi pigliano per cornuto e vengo in denunziare e arrestato! Lei avrà il naso impazzicato! Mi devo aiutare, va bene? Non è possibile! Chisto non è respirato! No, Chisto è un tinto lazzaretto! Un nino lazzaretto tutto! Là, ti sta dicendo, mi piace! Vieni,
Bravo, guarda. Io mi devo aiutare! Mi devo Buongiorno professore! Allora, signor Camposanto, lei era venuto per... Sì, la visita oculistica. Un attimino. Si accomodi lì. Testa più dietro, grazie. Bene. Adesso possiamo iniziare con la visita oculistica. È semplice, una formalità, non si preoccupi. Quindi, questo è il tabellone, vediamo se funziona. Ok. Adesso io non farò altro che indicarle delle lettere e lei praticamente deve dirmi quale lettere sono. Semplice, Perciò, lettera E, lettera A. Mi siedo io là e lei indica e facciamo la rovescio. E la fa lei la visita oculistica. Si deve stare seduto su quella sedia. Così è facile, pure io, da qua vicino. Pazienza. Copra l'occhio destro. Quello destro. Allora, lettera E, lettera A, lettera R, lettera L, lettera I, Y. Manco la fa bene. Lettera Z, va bene. Con l'occhio destro va bene. Copra l'altro occhio. E allora, lettera rosso, se ne va su parola. ha finito di fare lo spiritoso. Iniziamo questa maledetta visita. Lettera E, lettera L, lettera C. lettera. Lei ci mette davanti alla mia. Mi scusi, ha ragione. Lettera Z. va bene, per quanto mi riguarda è andata bene questa visita. Si accomodi. Lei si rende conto che è la 7ª volta che noi ci vediamo per una visita oculistica? Si rende conto? Non è possibile! Quando guida la macchina non è la stessa cosa di quando guida l'ambulanza. Si può sapere a quanto andava, per curiosità. 160, 180. E ogni volta arrivano gli stessi reclami, ogni volta io le devo fare la visita. Non è possibile andare così. Va bene, allora. Guardate il certificato, va. Ok, sotto, signor Camposanto, santo. Ecco lei. Arrivederci, cazzo, rosso. Arrivederci, si va per dire. Va bene.
Prego, prego, Dai, signore. a mio marito mi ci dura una picchetta di coraggio. Senz'altro, signore, lo faccia con me. Grazie, professore. Prego. Gioia, Vennaghi, muoviti. Rigore. E Mennavo, tu sei un bibi. Si accomodi, signor Cirino, si accomodi. Professore, lo state vedendo come siete cucino? Buongiorno. La porta, per favore, grazie. Signora, può capitare. Per gli altri due si è trattato di due semplici ferite superficiali. Per suo marito la cosa è stata più grave del previsto e quindi l'intervento è durato un po' di più. Un po'. Non ne parliamo proprio, ma piuttosto quando mi mandate a casa. E presto, ancora qualche altro giorno di pazienza. È davvero, professore? Ma sono contenta che non andiamo da questo ospedale. Ma scusate, ma che premura avete? Siete parenti di un mio caro amico. E allora anche voi siete amici miei. Fate come se foste a casa vostra. No, professore, io mi discanso libera, no, dai. Come se avessi accettato. Capisco che si tratta pur sempre di un ospedale e non è la mia clinica privata. Basta! Professore! Avanti, Matteo, cosa è successo? Professore, è urgente! Un signor Monachello ne sciu bacio! Ancora lui. E che cosa ha combinato questa volta? Si ricorda che operiamo da prostata e ora non riesce da pesciare e non vuole più la testa! Matteo, ma io che cosa ci posso fare? Ah, professore, cercando che cominciamo, ma... Va bene, un momentino che arrivo. Ma ecco fuori, ho fatto trasi! Ah, l'ha portato pure qua. Lo faccio entrare. No, signore, aspettate un attimo. Avanti, trasi! Carissimo signor Monachello! S'accosta! Signor Monachello, qual è il problema? Dovete non Bazzani! Non dica così, noi la vogliamo aiutare, è una sciocchezza. Professore, ma non la metteremo a vedere! Va bene, io lo metto io, fratello. Da qua. È semplice, andiamo, per cortesia. Signori, con permesso, scusate, un attimo. Pizza, professore. Prego. Piano, che ho operato, piano. Io sono sempre più convinto che chi non è in ospedale, ma ne può venire. Ragione, Gioia. Ma vuoi sta chi? Ah, finalmente visuale, Ah! Stavo un pensiero! Visto, mi pare che ti sta radendo a te. Vuole ci dire una scappa da destra e un anno ospedale. E visto che siamo qua, non ci faccio fare ma puttana la strada. Cirino, state muto, sempre tu, sì. Ah, buono, sempre io. Cirino. Sempre io. A me mi pare che ti stai ridendo a te, Allora! Oh! Non credo che uno di chi No, Cirino, non può essere, non badia. perché scusa, un badia non può essere una vecchia da Gaio. Vecchio! Vecchio. Dunque, No, dunque veramente, vai a sentire io. Allora, appuntato. Lei chi ha ancora intenzione di trasmettere due pala centrali? voi avete chiave l'intenzione mi facete vedere o mani. Ma ora perché sta parlando di sta maniera? Non facete i finti babbi. E nisciti o potere e la pistola che aveva lasciato sulla scrivania do pronto soccorso. Appuntato. Ma lei è babbo o ufa? Ma che dici tu? Ma maniera come? Ma allora mo dicesse lei, cui è che poteva avere questo interesse? Appuntato, lei è fissato. Ma non va lì, vai ci metà vera. Ne ce la sai. Ah, pidere voi. È permesso? Immaginate. Avanti, avanti. Buongiorno signori. Buongiorno. Scusate, dov'è il professor Tortorella? A noi mi ci si può cadere dopo. Insomma, non è che si chiude uno da stare poi. Va bene, grazie. Allora lo attenderò qui.
Ah, avevo, da come? Mi scusi, ma lei chi Sono l'avvocato Verginelli. Cirino, l'avvocato, un signore non a noi. Un sentì, non c'è bisogno di linciare. E metti avvocato, Cirino Rampone. E io sono sua moglie. Avvocato, io sogno dei miei compari. E tanti saluti a miei compagni. Allora, voi due dovete essere i coniugi di cui mi ha parlato Don Mario. Perfetto. E il signore deve essere l'appuntato che vi ha accusato e perseguitato? Un momento, avvocato. Io non è perseguitato a noi, ma i fatti parlano ieri. Non mi racconti i fatti, tanto quelli li conosco molto bene. Lei, caro appuntato, ha preso un abbaglio ed ha sconvolto la vita di due oneste persone. Ma che dici, avvocato? Guardate che sogno io che vedevo a pace e a tranquillità. E allora, secondo lei, come potevano essere i passioni dopo dentro e da pistola? Questo io non lo so. Io ne faccio uno di mestiere, lei ne fa un altro e quindi tocca a lei trovare colpevoli. E allora mi facessi indagare e lei si facesse l'avvocato. Avvocato, e lei non sa l'ultima novità, frisca, ora. Quale? All'appuntato, cara. Ci rubarono l'armi che ne sequestrò. È vero, caro appuntato? Veramente sì. Perbacco, la cosa è grave. E mi dica come si è giustificato nella denuncia? Che? Ma avvocato, quale denuncia? Io ancora non è denunciata a nudo. Stai un pacetto e vedi a pace. Ma maledetto, dove io non chi c'è sentata sto lazzaretto per schifo di vaccino, Ai, caro appuntato, credo che la cosa sia molto ma molto più grave di quella che pensavo. Perché? Perché non ha fatto in tempo alla denunzia e poi perché ha voluto indagare sul fatto per proprio conto, senza le direttive dei suoi superiori. E qui scatta la omessa o ritardata denunzia di un fatto grave da parte di un pubblico ufficiale che nel caso specie sfiora l'occultamento del reato, perseguibile ai sensi dell'articolo 361 del codice penale. Avvocato, chi perseguibile io? Certamente, e non basta. Se lei fa la denunzia oggi, andando tutto bene, dovrà presentare le armi sequestrate, cosa che in atto è impossibile da quanto ho capito. E qui scatta l'incauta custodia, l'omissione, il fiuto o ritorno nella consegna del corpo del reato, perseguibile ai sensi dell'articolo 328 del codice penale. Avvocato, che sempre che perseguibile io? Certamente, e non basta! E non ci basta! Ma voi perché non mi facete i cazzicetti vostri? Che se ci basta? Lo dice l'avvocato che non ci basta! Non basta perché se dalle prove emergerà la totale innocenza dei miei clienti in base alle tracce di sangue trovate sul coltello. Lei, caro appuntato, pagherà le conseguenze di una querela per calunnia già preparata e che è pronta per essere inoltrata. E non basta! Mi giuri se non ci basta! Avvocato, per carità, facciamo la battaglia. Ma io, che compagnaio, se mi rubare l'armi, avvocato. Oh, avvocato, io voglio una famiglia, io una moglie, io
Vediamo un secondo. Mi ha raccontato se per esempio un uomo viene ucciso nell'albergo in cui lei sta dormendo e le viene messo di soppiatto sotto il suo cuscino il coltello omicida, vuol dire che l'assassino è lei? No. Benissimo. Se per esempio un uomo su un autobus, un borsaiolo, in procinto di essere scoperto da un agente, infila nella sua tasca il portafoglio rubato, vuol dire che il ladro è lei? No, avvocato. Lei ha ragione. Ora capi un sbagliato. E capi pure con la pagliese. Ora di tu disgraziati. Ma se mi faccio. Mi disgraziati. No, in fondo è un buon uomo. Avrà avuto qualche idea. Sì, ho capito, ma non mi scappa ora. Mariana, siamo quieti. Forse avrà trovato la soluzione del rebus. Avvocato! Ma le hai una testa? Ma una testa? Una testa che parla per lui. Grazie, è troppo buono. No, Poi non preoccupatevi di nulla. Piuttosto lasciatemi andare a parlare col professor Tortorella. Con permesso. Andasse, avvocato. E grazie tante, eh? Grazie. Cirino! Tu vedi come va la fare un avvocato? Figlia, e meno male che c'è ella. Se non capiva niente io, perché chiedo non voglio sentire ragione. Ciao papà, ciao mamma. Oh, Cassidi. Io mi amore, mi via. Ma non è un professore. No, Venti, a noi chiamare per fare l'intervento. Gioia! Ma chi ha questa facci? Non dommi mancanotti. Si vista questo dottor Clementi e voi mi si pigliano un provvedimento. Ma c'è... Gioia, ma non c'è male tutto e non fai più sta facci. Ma dico io, va, a quale ci pensi? Certo, non è possibile, un dottore da pronto soccorso. Non stavo sopposto e se no a fischiare vedi. Ossia mi dicisti da chi non da fare che poi ci penso io. Buongiorno signori. Buongiorno signore. Matteo, ti ho detto che il signor Cagasipala deve stare a riposo. Non sono passate nemmeno 2 ore da quando l'ho operato di emorroidi. Ma tu creatori dici che non si vuole cuccare questo stesso letto con un altro malato? Ma se non ci sono posti, che cosa ci posso fare? Ascolta! Che cosa ci fa qua? L'ho operato nemmeno 2 ore fa di emorroidi e deve stare a letto a riposo, altrimenti si scucciano i punti. Ma perché che c'è con questo culo? No, è una nuova tecnica che stiamo adesso sperimentando. Ha capito? Oh sole, io non voglio cuccare. Ho già vecchia signora. Chi c'era la tua stanza prima? Ma signor Cagasipala, ma le sembra che questo è un albergo? È un ospedale e nell'ospedale non sono previste stanze miste. E certo, signor Cagasipala. Signor Cagasipala, ci saranno tanti male che ci non Matteo, fammi una cortesia. Prendi il signor Cagasipala, portalo in una corsia qualunque, sistemalo, ma toglilo davanti. Va bene, sempre 6 ordini, professore. Vada. Andiamo. Signore, scusate se vi costringo a sentire certi discorsi. Non si preoccupasse, professore. Cara signore, ma in questo ospedale ci vuole molta pazienza. a mia moglie, professore. Io ho figli catti in dopo. E a proposito, signor Cirino, lei come sta? Io bene, grazie. Quindi chi lo sta parlando? Che sei tu ammalata? Eh?
sei tu amata! Ah, è un meglio, grazie professore. Anzi, in confidenza, se non sarebbe per gli stampelli, ma faria una cosicchietta, giusto come ti giri. E lei, cara signora, come va la gestazione? La digestione va bene, però... Ma perché non sto parlando di te? Ma infatti che ti do mai da bene? La gestazione va bene, grazie professori, ma ogni tanto è qualche piccolo disturbo. Caro professori, non mai manca vicca mi dentro papà. Appunto, perché ci sta mio figlio che non portare a menore a casa? Perché sono già del caintra. Capace che ci pizzo pagare le reti, dai. Signor Cirino, adesso lei esagera. Ah no? Cominciamo. Lei aveva esagerato. Che me la chiama cagni viva? Vedete voi? Sì. Ma queste cose possono capitare. Sì. Lei lo conosce il detto: errare umano est. Ah, ho capito. Sì, dottoretto. Oggi sono un sapone lausi. Un filo di capello non mi esti. Giusto dice mio padre. A lei dottore la ha ringraziato. Però in qualche modo dottore Clemente l'ha pagato. Ma chi? Il medico di guardia? Precisamente. Ma veda che giovane! Ma quale giovane? La verità è che chiedo se ne fottivo. Giacomino, non le occasioni. Rita, tu non capisci. Se era dottore Clemente, me pace a sta ora qua non c'era. Lei ha ragione, ho capito, però... Calaucia, mamma! Ma poi scusa, se tu parli di sta maniera. Io allora, l'avessi detto, c'è donna di John Fuoco che fa tutti i ritratti di moschetteria. Guarda che io la signora esagerato. No, i suoi genitori non volevano dire questo, però io le posso assicurare che verranno presi dei seri provvedimenti. Professore, io a chi lo denuncio. Signori, adesso non creiamo degli scandali. Provvederò personalmente, ma non mettetemi in difficoltà. Professore, io voglio solo giustizia. E l'avrà, senz'altro, l'avrà. L'avrai. Non ti fissare ora con un pizzicato. Ma per davvero sei convinto che denunciando i dottori Clementi la situazione in teschile rigancia? Ma non mi fare ridere. Piuttosto andiamo e pigliamoci a Biancheria Pulita al tuo pace. A non cacare ci fai i bigoti. Vero che comincia a sentire una vecchia che ti mangia io. Signora, lei non viene con noi. Io come faccio? Io che lascio mio marito da solo, no? No, andiamo nella disgrazia, l'unico fatto positivo è che quando finisce l'ora dei parenti potete andare a casa. Va bene, mi dico, basta che non fa puccia, arrivederci professore. Arrivederci signora. Ciao. Cirino, ti sai che cosa? Un bicchiere d'acqua, una bottiglia, No, qualche dentro, passetti. che te ne vuoi andare? Va bene, arrivederci professore. Arrivederci signora. Cirino, in caso a fare qualche cosa? Ti seppi una pala? E a chi era? Una duria! Che disagio, tutti non si può mai sapere niente. Io ci rivedo un winno e tu della cazzata. Andiamo a casa. Arrivederci professore. Arrivederci. Professore, Dica, suora su. è venuto l'onorevole Ciaramella. L'onorevole Ciaramella. Sì, è insieme al cavalier Moresca. Io lascio tutto qui. Se hai bisogno mi chiami. Grazie, suora Assunta. Ma l'onorevole Ciaramella dove? È qui sotto. Sta parlando con suo nipote, il dottore Clemente. Il dottore Clemente. Sì, è suo nipote. Ma lei non lo sapeva? Ci manca la parola. Che cosa ha detto lei? Dico che ci manca la parola. A chi? Oh, i cani! Hai un cane a casa? Ma che tanto intelligenti! Peccato che ci manca parola. Con permesso, io vado. Prego, prego. Sono i puti. Ma lei parla anche da solo. Oh, io? Sì. No! Delirio! Pensa a voce alta! Faccio considerazione sulla mia e mia, cara! Permesso? Caro professore! Onorevole Ciaramella, quale piacere averla qua. A oggi l'onorevole quindi mi fa una visita.
permetti, caro onorevole, ci presento a me compare. Anche lui è uno dei nostri elettori, sa? Permette, c'era me. Piacere, Rampone. Bravo, complimenti. Lo sai, io a lei l'hai visto stampato ante manifesti elettorali, vedi? Che mi pare più sì qua. Ma ora di presenza, avete più peggio, più tono, va! Ma scusate se non mi alzo, ma sogno un pallenato. Incidente di caccia? No! Sogno sparato statale. È stato colpito da un proiettile. Ma prego, onorevole, si accomodi. Cavaliere, anche lei, si accomodi. Senti, onorevoli, questa mattina mi compare come a noi mi si piglia la pensione. Tu figliolazzi cercarono di uccidere una puzza. E scherzando, mi sparano dalla gamma. Mi dispiace assai. Ma cosa ripigliassi su con la vita, però. Se mi potessi suggerire? Onorevoli, oggi che si fa? Uso solo un giro, vero? Un solo due giri c'è, la messa dell'ospedale. S'allegria. Come? Dico, s'allegria. Questo cauto che c'è, lei che è una picchicetta. Quanto vedo? Che ci vuole fare? Sono abituato a correre avanti e arredo, a destra e a sinistra. Senza chiudere i denti. Come? Dico, che ci fa i denti? Lei non sa quanto mi stanca fare la vita dell'onorevole. Oh! Guardas! Mi sta facendo già! Vorrei assolutare io da lei, onorevole. Caro professore, sa che ho approvato il progetto per allargare la sua clinica privata? Veramente. Grazie onorevole per la bella notizia. Non speravo più di realizzare il complesso. Posso offrirle qualche cosa? In che senso? No, che chiedo se posso offrirle qualcosa da bere. No, grazie, oggi ho preso 4 cappeggi. Allora, i pizzichetti di famiglia. Come vuole onorevole, quando dice lei possiamo iniziare la visita del reparto. Non ci ricevo, perché oggi mi sentono perché c'è da stanco. Creatori. Tra treni, aerei, auto e... Misteri un travaglio dell'onorevole. Non ci ricevo, tempo devo andare. Dall'aria. Come? Dico, dall'aria! Non sape che impressione che fa sta aeroplano? Lei viaggia spesso dall'aria? Diciamo tutti i giorni. Che c'è? E se non come faria se sposta della alla per fosse piano? No? Ai. E sono i puti. Caro professore, il mio nipote, il dottore Clemente, come si comporta? Lo sai che è il suo maestro? Ma direi che nel complesso è un bravo ragazzo, anche se è giovane. Harry? Lei lo conosce a me da voi. Io non conosco il dottore Clementi! Siete un canuccio a sto nevuto, non è vero compare? Sì! E come sono? È caro però che ha un difetto. Guarda, Mi troppo caffè! lo dico sempre, che ci fanno male. La persona a fare male la vita vera? No, Dico, meno male che non ci fa male! Però è un bravo figliolo. E quanto è esperto! Lei non si può immaginare a suo nipote come un africano! Manco si vede! Sì, non si vede passare dall'occhio da via! Onorevole, ma critica! Suo nipote scappa di una passia all'altra! Medica, disinfetta, taglia, cuci, ci via pennicellina, fascia! Tutto cercano e io sempre da una mano! Tutto chiamano e io non c'è! sono contento. Lei ha un nipote che si È merita! ancora giovane, deve essere seguito, ma ha un grande futuro davanti a sé. No, ma che stavo dicendo? Onorevole! Sono nipote, sotto a scuola del professor Tottarella diventerà un dottore di prima! Anzi, mi stai vedendo? Dico di prima! Se lei magari ci mette un bello cugnichetto, addirittura diventa primario, sono nipote! Ma che dicete compare? E col tempo riuscirà. Lei ha un nipote che si merita! Io
Io ma cosa ci si mette? Lei se ne può prendere, vedete? Se ne può prendere. Grazie per tutti questi complimenti. Io non credevo che me ne poteva, era così valente. E lei ma lo sapete? È sempre dall'aria? È sempre in viaggio, no? No, ripeto da terra. Vero? È vero? Vero, compare. E perciò lo sapevo quanto vali e quanto pisa sono i puti. Onorevole Ciaramella, vogliamo andare per cortesia? Sì, andiamo. Cavaliere, lei non viene? Certamente la seguo con piacere, permettete compari e riguardatevi. Prego, compare, accomodatevi voi. La saluto, signor Rompiglio. Arrivederci, mangia bravo. Sapete i misteri più difficili di tutti? Sapere comandare e sapere il futuro compagno. È facile, ma è difficilissimo. Ai. Ya vedere tu. Non vedrà, non posso dire. Mi sembra una puttana questa bianca Ma che parlare con mia? E qui c'è volta lì. Ma veramente sogno di passaggio. Era qua, una lista, non so se ne hanno. E noi stiamo giocando a bocciare non la puntata. E non li cerca, e non li mocciamo se c'è non li cerca. E posso giocare magari io? No, lei no. Piuttosto, usavi in questo gioco. Non si parla, non si vedi e non si senti. Sì. Va bene. Ma se io vedo ogni notte, me ne posso tornare, non vi preoccupate, io me ne voglio. No, potete restare. Basta che non parlate, eh. Oh, non mi conviene, va bene. Va bene, capito, non parlo, va bene. Oh, scusami, non c'è una bagno, che mi pare che staranno provvidenziando la puntata. Da questo lato? Oh, ma che vuoi che scuola? Figlia! A unisi! Figlia! Discidi fuori! Non parlo, hanno da visto. Come è guardate? Siete sicuri che parlate con me, no? Io hanno dovito. Che non si è visto tu, ma proprio non tu. Ma come hanno due? E calata destra e non me ne sta nulla. Scusate, vi ha portato ieri, siccome era gioventato, sogno una vecchietta del bambino tua. Capisco? Capisco? E quindi? Si viccio. Si sogno prima tu cagnati e poi il botto fresco. E non può fare. È proibito che se non andare in galera. Saccio. Ma intanto stavano facendo andare a mia lei in galera. Io purtroppo non saccio niente. Però lì magari i ciccassi che fossi il giovane. I ciccassi. Ma state fermo con queste, che mio marito non fece lo bagno. I ciccassi che fossi il giovane. Lo sapete che siccome mi do la gamma, per il resto si muovono le braccia. Ma
Cazzi, che mi vuoi udire? Chi sono? Io non vi dissi niente! Non sento niente! E non mettete! Non mi ziccate il pomeriggio, eh? Aspettate! Non mi mettete voi prima! Vado! Scende fuori! E Marina! Calma, sta puntando, che stiamo dicendo? E calma, Cazzo la pistola non sbaglia, appuntato. Capina, posso sbagliare, ma la pistola, disgraziati, mi faccio stufare 17 volte un giro d'ospedale. Mi faccio stufare. Signor Cirino, datemi una mano d'aiuto, non mi sediate. Io ho come ce lo so! Oh, bene capi. La chiamela. Adesso dopo ne mettiamo anche. Ma guarda attento, ancora a bocca di pelata. Avete visto Don Cirino? Ma! Ho visto io la pistola di mia moglie! Don Cirino, mi pigliate bene capi. Avanti che te c'è un po' la usaia, mette le chiavi. Che cammina! Non ti ciccare più. Avete visto? Oh! Ma che io avevo detto! Io non stavo ciccando, non ti ispirato! Perché? Che volevo dire? Che ti avevo detto? E perché che ti chiami pistola? No, che scanta, io non sono i vostri. Sono dimesso e intanto vedi che in arresto e poi un resto ci ho contato a maresciallo. Don Cirino, te ne ricai manette, datemi una mano. Ma che fai? Taccateci mani, tu avevi un signor Cirino. Ma lei che mi sta facendo fare? Un carabiniere! Ma non mi basta che mi Matteo Caiccia lo fai in Non vi scattate, Don Cirino. Questione di pochi minuti, o tempo che arriva volanti e voto e poi rinfrescamo. Parola mia, se il campo un giorno non ne vediamo. Non c'è bisogno. E poi che c'è giù? L'ha puntato, io sono un civile, sono in borghese, mi sta vedendo? Ha puntato, questo è pronto. Oh, aveva guardato. Ancora? Tenete, non ce l'è. Se mi capitassero due di questi, me ne posso andare in pensione 10 anni prima di tuo tempo. Non esci a chi giorno. E vieni a trovare fino alla casa. Da questo illecito, vedi che cominciamo con mio compare fuori dalla posta. Allora voi costruite sparare! I gnacchi e mascherati non se ne hanno! E chi veniva a approfittare da un povero pensionato? Che bravo signor Piuno, fate posizione. Ora nella para di anni di cacci, non ci leva manco signor Rozzo. La tua bocca chiusa a te, la bocca animale. E dico la chiave che l'ha portato! Eppure è un bravo cristiano sta puntata. C'è chi da scassare la chiave, ma... Ma Cirino, ancora quasi! Cammina con mia altra stanza. Avevi due onde che al di sopra si sta mutando. Ma non sa che non succede qua? Che pigliamo pure chi che mi spara? Vero? Sì. Tu noi sì. Mi sta bene, figli miei. E tu hai il mio rinfresco.
cammina. Sciacquattiare tutto e fare un bello bidet. E stare sotto all'acqua. E cammina. Mi sento pure maragnate. Professore, si calmi. Lei ha ragione, ma non è il caso che se la prenda così tanto. I giornali esagerano sempre. Ma le pare niente soprassunto. I giornali dicono che gli ospedali sono un tugurio, un Letamarche, un lazzaretto. Ma io che colpa ne ho? Non parlano però solo di questo ospedale, ma di tanti altri. E non se ne salva quasi nessuno. Quindi non ne faccio una tragedia. Che scandalo, che vergogna. E adesso i giornali parleranno male anche di quei 2 arresti di quel benedetto appuntato. Professore? Professore, mi ascolti? Faccio venire il suo assistente. No, sarebbe inutile. Non serve a niente. Temo che sia uno stupido scherzo del mio cuore. Professore? 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 Dio mio, non risponde! Aiuto! Professore! Professore! Dammi la sua assunta che scappa nel muso da scandale! Che mi vivo? Professore! Oh, professore! Cirino! Cirino, non parecchio! Professore! Oh, professore! Cirino, non è che muoio! Professore, delle amiche c'è da dare avanti, no? Ma se mi sento di meglio! Cirino! Ma che quando è figlio sto dottore? Chi sperava chiesto il tuo prostituto che stava volendo? Guarda come c'hai chiuscia! Guarda che sta chiusciando la pratica, se lo può. Oh ragazzo! Ci la versione, non ho fatto live! Cirino! Chi è successo? Sapri, bravo, Sì! Non è che mi va a casare. Non mi usato un bispo. Dici che già sapi! Guarda come c'è uscia! Non è caputo se ci sta a misurare la pressione o se ci sta a controllare i punti! Ah, pressione bassa! Ora mi dai un cuore, va? Un cuore! Un cuore! Non mi ricordo di quello dove è! Dottore, si sbrighi! Subito da Rubai! Ho caro zitturetti! Ci può morire perché dentro stomaco! Professore, voi mi sentite? Metti, non mi muovevo! Professore, venisse con me! Padre nostro che sei nei cieli, che sia santificato il suo nome! L'eterno riposo! E splendi a lui la luce perpetua, riposo in pace. Amen.
chiamate la mia clinica privata, mandate un'ambulanza. Qui si può solo morire. Qui si può solo morire. Subito, professore! Pronto? È la clinica del professor Tortorella! Sono sua assunta! Avvertite il dottor Gazzettini che il professore sta male! Mandate subito l'ambulanza! Presto, fate presto! Ma perché state facendo tutto sto potere? Calma! Tra 2 minuti arriva il dottore Clementi e ci do una coppa di grazia per scaricare! Guardate lì! Figlia! Per me ci sono duri! Figlia! Infatti se ci sono mai! Il caso salta primario, è il primo e basta! Allegio che ti rompi! Piano! Attenzione! Non è che si fa male più da me. Forza! Forza come tempo! Forza! Secondo me non ci arrivi! E torni da curare, ma non lasciare! Sta venendo la previsione! Che stiamo solo in un'aula? Siamo quindi non potevamo andare, e no! Sta venendo la privata, non ci potevamo andare! Ma guarda sto gran maleducato che manco ne salutoi! Che può fare? Sai, ci sveglia, l'ha portato... si chiama la Sapienza. Tutti e due che portate sono? Salute, Tu ti scommessa che lei è dottore Clementi? Ah, voglio a capello come il po' mi viene per digerire. Viene di mozzare. Già. Lei mica mi può rispondere. O può dare aiuto a uno come a mia. Io non sogno sotto da lei. Sogno sotto da lei, è vero. Chi è raccomandato? E Fantomu! Io non sogno come professor Tortorella che si sentiva male e scappava tutti. Non si sentivo male! Sì, che figli, la sentivo l'ambulanza, ora, adesso buttato. Ma così ci avessi mettato un pelo in tomu! Vado a rendere conto. Qui si può solo morire. Potessi magari al professor Tortorella. Chiama la sua clinica privata. E si può salvare. Ma a noi qui è che ne salva. Quanti medici sono indagati per truffa? Quanto cristianetti morono per mancanza di assistenza o perché ci sbagliano un'anestesia o un'operazione. Castellordi è sderrubato in ospedale. Un nipuro che sta morendo e va a fare la fila. Quando finiamo queste cliniche private? Quando? Prima di tutto ci vanno in ospedale. Ospedale per tutti, per ricchi e per poveretti.
Eh sì, è proprio vero. Solo che non fa niente in sta vita non si fa morire. E da sta vita tutti avevamo diritto a campare e a essere curati. Emilia, lo senti sto brusso? Eh? Qui si può solo morire. Beh, Emilia, andiamo in casa. E tu avevi la sua clinica privata. Benissimo. E io a mia casa. Personaggi e interpreti: Professor Tortorella, Nino Russo. Pietro Misericordia, Dario Pitto, Santo Camposanto, Mauro Merlino. Dottor Carmelo Monticola, Pier Giuseppe Pitto, Dottor Pasquale Clemente Pasquale Giunta. Gino Cacasivala, Gino Giorgianni, Giuseppe Fraghetto, Pipparello Savelli. Umberto Calaciura, Giuseppe Giorgianni, Vittorio Venturini, Francesco Cannistra. Avvocato Verginelli, Giusepiani, Appuntato Casabianca, Dominique Ramelli. Buona Assunta, Giusepiani, Matteo Placido, Izzana. Onorevole Ceramella, Filippo Giunta, Cavalier Maresca, Giovanni Giorgianni. Rita Irene Cannistrà, Giacomino Alessio Frameli. Emilia Cettina Lombardo e Cirilo Rampone, Enzo Furio. Lazzaretti e Lazzariati. Un grande particolare a Nicola Merlino per aver contribuito alla sceneggiatura, agli amici medici che ci hanno prestato molto della mobilia nella scenografia di Giuseppe Dario Pitto. Grazie a Nunziatina Corsino per l'aspetto cappello Assunta. Scienziato del suono Nicola Cannistrà. Le acconciature sono di Rosalba Scipiglia, suggeritrici Maria Fiore e Mariella Casella. Grazie a tutti. E grazie a tutti, è stata dura, abbiamo preparato in 3 settimane. Io ringrazio tutti gli attori perché seriamente si sono impegnati e l'hanno portata avanti questa commedia. Non sono mancate le lezioni, tutto quello che volete come sempre, ma è andata bene alla fine. E un mio grazie particolare, e visto che si sono concluse anche le lezioni, vado ad una persona che io ricordo qua su questo palco quando vedevo le commedie e avevo 12 anni. E mi ha fatto quest'anno il piacere di partecipare, Filippo Giunta, che ha vinto le elezioni un via solo. L'onorevole Santo Caramella, che vuole dire qualcosa, un pochissimo, la barzelletta, anche questo palco a disposizione. Grazie. Speriamo che vi siate divertiti. Prima a uscire
applauso particolare perché si nota la sua voglia di essere qua presente, perché vista la strada che ci lega, visto che non l'abbiamo visto in questo periodo, un applauso gentilmente a Nino Battaglia che lassù e che